posestvo. Questo è come noi abbiamo consultato che sarà una parte già esistente, una parte ancora da costruire. To pa je današnja situacija. Qui ci saranno i nuovi magazzini tutti in legno. Še nekaj se bo zgradil skladišče v lesu. Pač I frigoriferi saranno con il sughero. Hladilnice bojo iz plutovine, plute. Ja. E adesso vediamo un po' di coltivazione. Zdaj pa še nekaj o pridelkih, o pridelovanju. Giù in fondo vedete qui sono, noi abitiamo qui, la mia famiglia, Tukaj živimo z družino, mio cugino anche, e qui ci sono gli animali qua dietro. Živali so še v hlevih. Questa è una coltivazione di grano. To je pridelovanje žita. Vedete? Questa è una coltivazione invece di kiwi. To je kiwi. Io stavo spiegando ieri che chi fa agricoltura biodinamica impara a fare cose molto diverse dall'agricoltore normale. Včeraj sem tudi razlagal, kako biodinamični pridelovalec dela drugače stvari kot konvencionalen. Impara ad operare meglio le facoltà umane. Impara ad operare meglio le facoltà umane. Se uči delovati bolje s človeškimi potencijali. Impara ad osservare. Se uči opazovati. A percepire. In percepirati. E la pianta rastlina ci parla nam govori in tante maniere. V različnih, na več načinov. Basta che noi siamo umili. Dovolj je, da smo skromni ed entriamo in contatto con la pianta. In gremo v kontakt, v komunikacijo z rastlino. Allora, se vedete questa pianta, ko vidite to rastlino, osservando bene, dobro, če jo opazujete, noi, come ho detto prima, a Latina è una zona molto adatta a coltivare il kiwi. Imamo na Latini pač neko območje primerno za pridelovanje kivija. C'è la più grande concentrazione di kiwi d'Europa. Tukaj je največja koncentracija pridelave kivija v Evropi. Quasi tutti convenzionali. Skoraj ostali so pač konvencionalna pridelava. E allora concimi. Seveda gnojijo pač z umetnimi gnoji. Pesticidi. S pesticidi. La pianta è bombardata da tutte le parti. Rastlina je pač bombardirana z vseh strani, ne? Questa pianta non è più naturale. Ni več naravne oblike. E basta guardarla. In dovolj je, če jo pogledamo, opazujemo. E già si vedono le foglie. In že vidimo liste. E i rami. In veje. Che non sono più tipici dei kiwi. Ki niso tipične za kiwi. Abbiamo delle foglie una sull'altra così. Listi so v bistvu en na drugim in so bolj v nekem ležečem stanju. La pianta è tutta così. La pianta è tutta... Rastlina je vsa tako zvita. La pianta biodinamica... Biodinamični pridelavi pa so izredno pokončne veje in listi. Collegati con l'universo. In povezane z vesoljem. Le foglie stanno sui rami ma sono individuali. Listi so, zelo se vidi to rast, individualno rast listov. Vedete le foglie? Pokončno. Che sono collegate con l'universo. In povezane z vesoljem. Questa pianta ta rastlina farà un kiwi molto più ricco di nutrienti, di salute e di energia. Bo pač imela pridelek kivija, ki bo bistveno bolj bogat s hranili in z energijo. È facile sentire già dal sapore. In to okušamo potem preko degustacij. Il prodotto si conserva di più. Tudi pridelek sam se dalj časa shranjuje. E il consumatore, anche se non conosce che è stato coltivato con metodo biodinamico, preferisce comprare questo kiwi. In potrošnik, čeprav ne ve, da je to biodinamičen kiwi, ga vseeno pač raje izbere. E questo vale per tutti gli altri prodotti. In to velja za vse druge pridelke. Qui abbiamo una serie di altri prodotti che sono ortaggi.
Tukaj imamo potem še zelenjavo. E questi sono i risultati del metodo biodinamico. To so rezultati biodinamike. Vedete le forme e i colori. Glejte oblike in barvo. Conoscete queste piante, giusto? Poznate vse te rastline. Senza che le spiego. Brez da vam razlagam. Vesna è venuta in Magilatina con un gruppo di 50 persone. Vesna je prišla k nam s skupino 50 ljudi. Anche Gelico è venuto dalla Croazia. Tudi iz Hrvaške. E hanno potuto vedere molte di queste cose In so lahko veliko teh zelenjadnic opazovali na posestvu. Conoscete questa pianta? Poznate to rastlino? No, non zucchini. Melone. Ja. Questa? Lupelica. Anguria, bravo. E la pacciamatura, questa qui è di carta. Edi? Pacciamatura. Ja, in folije pač na dvignjenih gredicah, to je pač tehnologija Carta. biorazgradljiva folija. Oppure facciamo uso della paglia. Za skirke tudi imajo, z slame. Questi sono pomodori, zucchini, cetrioli, cipolle, porro. Noi abbiamo dei programmi con i clienti, un anno per l'altro. Vsako leto posebej imajo program s klienti. Anche in qualsiasi condizione di tempo andiamo a raccogliere i prodotti, sotto la pioggia anche. Ja, v kakšnem koli vremenskih razmerah pač grejo na pobirati pridelke, tudi v dežju. Guardate le forme e l'energia. Glejte oblike in energijo in svetlobo. Questo è il fiore dell'aloe. To je cvet aloje. Guardatelo bene il fiore, come Dobro pogledajte cvet. ha un vortice, una spirale. Ima spiralo. Spirale a rapporto aureo, che è molto importante in natura. Spiralo zlatega reza, ki je zelo pomembna. Golden duration. Zlati rez, dimenzija zlatega reza. Ja, spirale in zlatega reza. Ja. Vortice in rapporto aureo, rapporto d'oro. V razmerju z zlatim rezom. Ja. Ok. Poi capiremo perché. Guardiamo i Potem bomo colori. razumeli zakaj. Questa la conoscete, la rucola? To poznate, rukola? Noi stiamo in una zona dove la rucola cresce spontanea. Pri nas rukola spontano raste. Già i romani utilizzavano molto la rucola nei loro pasti. Že Rimljani so veliko rukole uporabljali v hrani. Piaceva ai romani questo sapore un po' particolare, un po' forte. Ta okus jim je bil všeč od rukole, ker je tak poseben, močan. Questo è il prezzemolo liscio e riccio. To je peteršilj, gladek in nakodren. E queste sono alcune aromatiche. To so aromatične Conoscete rastline. questo, rosmarino ovviamente. Rožmarin. Anche su quel promontorio, su quella montagna che abbiamo visto prima sul mare. Na tisti gori, ki smo jo videli prej ob morju. Il rosmarino cresce spontaneo. Tam rožmarin spontano raste. E noi quando andiamo su quella montagna lo portiamo a casa per cucinare, per mangiare. In ko gremo na goro, ga pač tam natrgamo in uporabljamo v kulinari. E le patate con rosmarino sono speciali. In krompir z rožmarinom je specialen. E queste sono banane. To so banane. Abbiamo anche le banane. Imajo tudi banane. Queste sono invece coltivazione di batata. To je pač pridelava batate. Non patata, ma batata. Ne krompir, ampak batata. Sladki krompir. È molto differente dalla patata, un'altra famiglia.
druga družina je to, ni kot solanače. Non è solanacea, No, ne, ni solanače. è una convolvolacea Je konvolvulacea. ed è ricchissima e contiene una sostanza che è molto utile per contrastare il diabete e il colesterolo. In je izredno bogata z učinkovinami prav pri diabetesu in kolesterolu, recimo. E poi è ricchissima di antiossidanti. In bogata z drugimi oksidanti. Può essere arancione, Lahko je rumen, oranžen, bianca bela, internamente, v notranjosti gialla rumena o addirittura viola. ali pa celo viola. La viola è molto più ricca di antiossidanti e di antociani. Viola je najbolj bogata z antioksidanti in antociani. Questa è la pianta, To je rastlina, questa è la raccolta to je pobiranje e questi sono prodotti che noi prepariamo. pridelki, ki jih pripravljamo na posestvu. Partiamo dal più importante che è il pane. Začnemo s kruhom. Quelle sono le mani di Lucia, che lei è la persona che fa il pane all'interno del gruppo. To so roke žene, ki pač dela, pripravlja kruh. Una volta a settimana con pasta madre, con una maniera tradizionale fa il pane. Enkrat na teden pač pripravljajo kruh na tradicionalni način. Adoperiamo i nostri grani biodinamici. Imajo lastna žita, che non è una varietà singola, non è una varietà di grano singolo, uno, ni samo ena vrsta, ma è un mix di molte varietà antiche. ja, v bistvu imajo miks, mešanico starih sort v predelavi. Varietà di grano duro e grano tenero insieme. Razne oblike trde in mehke pšenice skupaj. Ne? E il pane è molto molto buono, In je kruh izredno dober ma soprattutto è molto ricco di energie. in bogat z energijo. Ecco qua. To je kruh. Poi ci sono i prodotti, Drugi pridelki, perché noi facciamo la vendita, è molto importante. tudi prodaja je zelo pomembna. La facciamo maggiormente all'estero. Prodajamo v tujino. Il nostro mercato maggiore è la Germania, Nemčija je največji trg. ma poi anche Belgio, Potem še Olanda, Belgija, Nizozemska, Danimarca, Svizzera, Danska, Švica, anche qualche volta l'Austria, Avstrija. Olanda, ho detto prima. Sì. E anche il mercato italiano si sta allargando, Italijanski trg se tudi povečuje. ma per noi è molto importante aver iniziato anche una vendita in azienda Zelo pomembno je, da smo začeli s prodajo tudi na posestvu, a chilometro zero, kilometro zero, kilometr nič, a prezzi molto bassi, z nizkimi cenami, molto più bassi che all'ingrosso, veliko nižjimi kot na debelo. per dare il modo alla gente che sta intorno a noi, anche se non ha soldi, di poter avere cibo molto salutare, molto ricco. Tako da v bistvu našim potrošnikom v okolici nudimo ugodne cene in zelo bogate pridelke. A un prezzo molto basso. Z zelo nizkimi cenami. Tako da je vsakemu na razpolago, tudi tistemu, ki nima denarja. Moltissima gente viene a comprare i prodotti Veliko in ljudi k azienda. nam pride na posestvo. Prima facevamo un giorno a settimana, Prej smo v začetku enkrat nedeljo prodajali, il sabato, soboto, poi abbiamo aumentato il martedì anche potem še torek, e ultimamente, gli ultimi 2 mesi, anche il giovedì. v zadnjih 2 mesecih pa še četrtek. Adesso sono 3 volte a settimana, 3krat na teden, ma la gente viene tanta, veliko ljudi prihaja. siamo costretti a mettere il numero, che la gente viene, prende il numero e aspetta in fila anche un'ora. Se pravi, da veliko ljudi je, zanimanje je ogromno, tako da dejansko da vsak mora pač dobiti številko, da v vrsti počaka na... Perché i prezzi sono bassi, Cene so nizke, ma soprattutto perché il prodotto è biodinamico, è molto diverso. predvsem zaradi tega tudi je veliko potrošnikov, ker je pač so ti pridelki izredno bogati s hranilnimi snovmi in bolj okusni.
cerchiamo anche di coltivare prodotti che hanno delle proprietà particolari. Pridelujemo pridelke s posebnimi zdravilnimi učinkovinami, prodotti di molti colori, pridelke z raznovrstnimi barvami, perché ogni colore contraddistingue una certa quantità di alcuni nutrienti rispetto agli altri colori. Ogni colore è più ricco di alcuni nutrienti rispetto a un altro colore. Zato, ker vsaka barva pač ima določene substance, ki so specifične za to določeno barvo, zato tudi ponujajo več I različnih prodotti sort. hanno il marchio Demeter, Imamo Demeter znak. Certifikat Demeter. questo qui è il Daikon, To je Daikon, che maggiormente lo vendiamo per la Germania, to prodajajo v Nemčijo največ. e questo invece è il germoglio di bambù, To so poganki bambusa, è anche molto ricco di energia, ki so zelo bogati z energijo. perché nel germoglio c'è tutta la pianta V poganku je vsa rastlina in potenza e cresce molto veloce in zelo hitro raste ed è ricchissimo di energia. in bogato z energijo. E poi ho detto prima il kiwi, questo è un fiore bellissimo, il kiwi, In krasen cvet, a 6 petali, e poi questo è il frutto piccolo, to so drobni plodovi, il frutto in crescita, vedete quanto è ricco vidite kako bogat pridelek, dobro obrodi. e questo è il frutto pronto per la raccolta. In Pronto to je per... pridelek za plodovi pripravljeni za pobiranje. Questo, noi abbiamo 3 tipi di kiwi, Imamo 3 tipe kivija, il kiwi verde, zelen kivi, quello giallo, rumen. il giallo contiene il doppio di vitamina C di quello verde. Rumen vsebuje dvakratno dozo C vitamina kot zelen E contiene anche molta più vitamina A. in tudi več vitamina A E poi abbiamo anche il kiwi rosso. in tudi rdeč kivi. Queste sono tutte varietà che in Cina crescono spontaneamente. Na Kitajskem so to rastline, ki rastejo Perché spontano. a livello botanico il kiwi viene dalla Cina Kivi pač izhaja iz Kitajske e cresce spontaneo nella vallata dello Yangtze, che è un fiume. in raste spontano ob Jangtzeju, ob reki. Una volta tanti hanno l'obiezione che si coltivano a volte prodotti di altre zone. Qualcuno fa l'obiezione tra noi agricoltori perché coltiviamo questo prodotto di un'altra zona. Aha, marsikdo se pač sprašuje, zakaj ima pomisleke, zakaj pridelujemo rastline iz drugih območij, drugih dežel. La terra è una, Zemlja je ena, l'uomo è uno, človek je eden e le varietà, anche se sono sviluppate in zone diverse, poi per mezzo del vento, degli uccelli, dell'uomo si sono sparse ovunque. in rastline so se v bistvu povsod po zemlji pač s pomočjo vetra, rastlin, ptic razširile. E quasi tutti i prodotti che noi mangiamo non sono originari di qui. Skoraj vsi pridelki, ki jih pač pridelujemo, niso originalno od tukaj. Ad esempio penso che la patata Recimo krompir, sia una delle basi della vostra alimentazione, ki je ena od osnovnih živil v naši prehrani, viene dal Sud America. prihaja iz Južne Amerike. E gli agrumi che sono molto diffusi in Italia e in Spagna In agrumi, ki so pač zelo doma v Italiji in Španiji, vengono da dove? odkot prihajajo? Sì, Giappone Giappone. e vicino Japonska al in Giappone c'è Čina, Cina. iz Kitajske. La Cina è l'origine degli agrumi. Quindi questo per dire che non dobbiamo avere questa chiusura mentale. V tem smislu pač, da nimamo nekaj predsotkov. Questa è la patata, To je batata,
torniamo al terreno che produce questi prodotti, gli attrezzi che vanno